Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a un piccolo live splash del vostro magnete veneziano in cui vi voglio spiegare questo circuito che potrebbe essere anche un quadrante radiostatistico, dipendenza sempre da come si può utilizzare per allontanare spiriti di povertà, vittimizzazione e quant'altro. Quando vi sentite oppressi, quando vi sentite che il mondo non gira dalla parte giusta, allora il vostro marietto e anche il De Garda hanno già utilizzato questo circuito in modo proficuo. Vi ricordo che ogni energia è doppia, sia nel bene che nel male, quindi se voi non vi sentite di utilizzare alcune energie, potete contattare il De Garda Marietto Veneziano che possono in modo professionale risolvere alcune cose. Ma, se invece volete provare voi questo circuito, è un circuito semplice, si stampa in formato A4, si plastifica, dura tutto il tempo che voi volete e serve proprio per allontanare spiriti di povertà, ma no, anche mentale, cioè uno può essere ricco materialmente, ma può essere un mendicante a vita. Quindi non è che perché uno porta vestiti o Rolex firmati che è una persona ricca, ricca magari materialmente, ricca perché voi sapete che la strada che porta all'inferno è sempre lastricata d'oro, ma povero di spirito. Quindi questo circuito è ambivalente, può toccare la materia, ma anche lo spirito. Oppure per quelle persone che si sentono sempre vittime, cioè praticamente si alza la mattina e il mondo ce l'ha sempre avuto con loro, no? Forse è vero, come ho già detto in altre pillole, che è genetica, che DNA è qui o qua, però il concetto è che molte volte alcuni i film se li fanno da soli. Quindi cosa dovete fare? Prendete questo bellissimo circuito, no? E mettete dentro la vostra foto, il vostro testimone, una scritto con la data di nascita e quant'altro. Prendete il pendolino e praticamente fate in modo di girare in senso orario fin quando il pentolino non si ferma. Fatto questo, per un mese il vostro marito vi consiglia di usare questo circuito, prendete il vostro testimone e lo mettete su una rosanghe. Vi ricordo anche che chi non sa come si usa una rosanghe può tranquillamente andare nel sito o nel canale vostro Marietto Veneziano e guardare il video. Vi ricordo anche che ho già fatto anche una pillola su queste 72 forze che sono poi quelle dei mercuriali della conoscenza. Se volete un aiuto anche per potervi muovere e gestire meglio le vostre conoscenze, questo è sicuramente un circuito importante che potete appendere, stampare, insomma, andate a vedere anche di questo la pillola che è interessante. Però ritorniamo al nostro circuito che allontana gli spiriti di povertà. Quindi se siete in un periodo un pochettino così così e non volete fare perché, non so, a livello finanziario è difficile per voi comprarvi un sigillo di Salomone o di Mosè e vedete arrivare la povertà perché non so io, in ottobre, novembre arrivano bollette del gas, oppure vi sentite vittime, no? Che sto governo ladro ne conviene di tutti i colori, cioè questa cosa non è che le dice Marietto, ma voglio, so, dire una battuta, no? Questo governo non è un governo ladro, anzi è uno dei migliori governi che il pianeta ci invidia. Però voglio dire, se magari è un periodo no, ecco, questo circuito che rappresenta poi un sole del nord, un sole un po' forte, un sole diciamo stilizzato, ma che rappresenta le forze solari, può essere di vostro aiuto. Se invece volete un consulto e un aiuto professionale, chiedete pure il De Gara Manetto Veneziano. Quindi, ripeto, mettete il vostro testimone per allontanare spiriti di povertà, vittimizzazione, insomma, quello che uno poi pensa in modo negativo, poi prendete la vostra rosanghi, mettete il testimone e lo lasciate fin quando non raggiungete l'obiettivo. Un'altra cosa importante, vi ricordo sempre attivare il circuito delle 72 forze della conoscenza, delle competenze, così che nel vostro viaggio, nella vostra vita, vi aiuteranno a prendere e a fare le scelte giuste. Vi ricordo un'altra cosa importante,
che lo appendete oggi, ma non è che domani vi darà la risposta alla vostra vita, magari fra 5 anni, riuscirà a darvi la risposta perché magari siete un pochettino gnocchi. Non dico che tutti quelli che ascoltano Marietto sono coach, però la mia esperienza della vita mi ha fatto capire che alcune persone proprio ci devono sbattere il naso. E questo circuito, quel giorno che il naso l'avrete sbattuto e vi sarete arresi, vi potrà sicuramente dare una mano. Però intanto iniziate a lavorare su voi stessi, allontanando spiriti di povertà e di vittimizzazione e poi chiaramente per lanciarlo. Chiaramente lo si lascia fin quando avete raggiunto il vostro obiettivo. Adesso lo stacco perché c'è la Hilde che mi dice che devo fare altri lavori esoterici. Grazie e alla prossima, ciao.